Signori, buonasera, telespettatori, buonasera a tutti. Siamo qui sempre al centro smistamento di Stranamure Siciliano e in questo momento Vito Tucano, che sarei io, siamo nella rubrica dei videomessaggi d'amore. Questa sera abbiamo un ragazzo molto giovane che conosco personalmente, ho visto nascere la sua storia d'amore che adesso lui vi racconterà da un paio d'anni abbondante, in quanto lui frequenta il mio bar da almeno 5 anni. È una bella storia d'amore in quanto è sempre stata combattuta, travagliata alla nostra fantastica Orlando, alla nostra leggenda di Orlando e la sua dama. Adesso ve lo presento così vedrete cosa voglio dire. Ciao, tu sei? Nicola. Nicola, tu sei da dove? Calatafimi. E quindi vieni al bar da me per cosa? Per la scuola e soprattutto per stare con la mia ragazza. Volevo precisare che non fa scuola qua dentro, il suo istituto è qui vicino al bar, quindi non è mio allievo. Nicola, raccontami di questa storia con la tua ragazza. Niente, è nata così, eravamo al mare un po' con gli amici nostri e ci siamo visti e ci siamo subito piaciuti. Amore così a prima vista è andata avanti. È un bel po' che stiamo insieme, mi trovo bene, anche se, come ha detto poco fa Vito, ha detto pure bene, siamo un poco così, ma le lotte e le liti fanno sempre bene. Anche perché l'amore non è bello se non è litigarello, questo è un vecchio proverbio che diceva mia nonna. Ci siamo dimenticati una cosa fondamentale, come si chiama la tua ragazza? Greta. Greta, parlami di Greta. È dolce, simpatica, anche un poco troppo testona, ma comunque è una persona veramente speciale per me. Non ha difetti veramente, tranne quello che non ascolta nessuno, ma è una persona che mi riempie il cuore. Quindi possiamo dire che è difetto di tutte le donne che sono testone. Beh, lei non è proprio una donna appieno, però ci va molto bene per queste cose. Signore donne, non me ne vogliate, io vi amo tutte, comunque è un vostro difetto questo. Dimmi Nicola, prospettive per il futuro. Prospettive, intanto finisco la scuola, che sono all'ultimo anno, poi trovo un lavoro e se lei fa la gatta selvaggia poi arruffiamo il pelo, se no andiamo un poco avanti come siamo andati adesso. Come vedete Nicola è molto tosto e molto secco nelle sue risposte. Io so il tipo di lavoro che andrà a scegliere Nicola, una domanda, in quanto lui andrà probabilmente a lavorare fuori, mi auguro il più lontano possibile da Trapani. Se andassi a lavorare fuori, estero, come farai con la storia d'amore? Beh, per me non ce n'è problema, spero solo che lei lo accetti come una cosa che deve accettare perché è la mia passione, che non faccia mai di mettermi una scelta tra me e il mio lavoro e tra soprattutto il mio lavoro e lei. Penso che finora l'abbia accettato e finora è una cosa che a me sta molto bene. Bene. Questa è stata una lunga presentazione effettivamente di Nicola, ma adesso dobbiamo andare al succo della situazione, cioè il videomessaggio. Nicola, ti lascio direttamente al nostro cameraman, lancia il tuo videomessaggio a Greta. Allora amore, se mi stai guardando io ho solo una cosa da dirti, per me sei speciale. Non ho niente da dirti, salvo che senza di te avrei passato questo periodo un poco nella tristezza e nella solitudine. Sei sempre stata vicino a me, io ti amo e tu lo sai, tu mi vuoi sempre bene, spero che mi ami quanto io ti amo, magari qualcosina in più, se qualcosina in meno lo accetto comunque, ma sei sempre nel mio cuore. Ciao, ti amo amore mio, sei dolcissima. Ragazzi, grande, è stato grande Nicola. Bene, mi auguro che Greta apprezzi questo videomessaggio da Nicola. Un saluto grandissimo da Vito Tucano per quanto riguarda la rubrica dei videomessaggi. Un grandissimo saluto da Nicola. Ragazzi, ciao a tutti. Oh yeah!